coraggio, visione, futuro. Oggi abbiamo avuto il coraggio di chiudere le nostre imprese, ci siamo impegnati in questo periodo a pagare i nostri fornitori, a riuscire a pagare quelle che sono le scadenze fiscali. Ci sono in questo periodo tante imprese che si sono convertite, altre imprese che hanno dato del proprio per l'emergenza, per gli altri. Credo che sia una grande immagine del mondo produttivo italiano, delle nostre imprese, dei nostri artigiani. Una riscoperta, vorrei dire, di quello che è il valore umano. Abbiamo proprio visto che il valore umano è quello che fa la differenza. La tecnologia aiuta, fa bene, ci fa essere moderni, essere attenti, però il valore umano è quello che salva la vita, quello che salva anche l'impresa. Il mondo produttivo nostro, italiano, è un mondo produttivo che ha la capacità di ripartire. Dobbiamo insieme reagire e insieme ottenere un risultato per noi e per gli altri. Un messaggio che volevo passare per uscire, secondo me, più in fretta da questa enorme crisi è di fare attenzione al prodotto italiano. Dobbiamo comprare italiano, dobbiamo dare fiducia ai nostri prodotti, alle nostre imprese e alla nostra produttività. Così facendo riusciremo prima ad uscire dalla crisi, perché riattiviamo un mercato.